Ciao amici di Cosa Succede, sono Rosario Farò e sono qui in compagnia di Franco Ricciardi. Ciao, ciao, Franco, come stai tu? Bene, Come bene, stai? bene, bello carico, Torino è bella, ho fatto un giro, stasera spettacolo, Tu hai fatto un po' la storia della musica ma napoletana, dai, il passato, no, il presente sì, ed anche il futuro, perché comunque tu con le tue sonorità ricercate riesci a darci sempre un po' di modernità, quindi sei anche il futuro, no? Hai riempito palazzetti, hai riempito piazze, hai fatto 40.000 persone allo stadio Maradona, no? Come mai il tuo tour, torna però in teatro? Cosa ti regala di speciale il teatro? ma il teatro ha una magia particolare, è un raccontarsi, perché questo spettacolo è proprio questo, è un racconto, è un concerto, sai, le folle, non è che hai questa possibilità di Di poterti star di vicino metterti, anche al perché invece il pubblico? teatro ti dà quasi è una chiacchiera nel salotto di casa, va? Mettiamola Bravo. così, capite? Ci raccontiamo, ricordiamo delle cose che sono state del passato e tra una chiacchiera e l'altra ci facciamo pure una canzone. Oggi Torino, Eh, domani Davanti a Milano, Milano, sold sì, out, sì, sì, poi beh, Montecatini e un molto sacco carino. di altre tappe perché Sì, siamo poi a metà sto, tour, sì, giusto? metà, poi sto a Mestre, poi facciamo il sud, facciamo Foggia, facciamo Lacedonia, poi facciamo Cassino e poi chiudiamo a Roma al teatro Parioli, bello famoso, sono troppo contento. Immagino già la risposta alla prossima domanda. A fine spettacolo, no? A te quanto fa piacere fermarti e salutare le persone che ti vogliono bene, anzi che ti amano? No, ma lo faccio sempre, si può ringraziare, no? Vengono a casa tua, è il minimo che puoi fare, insomma, che salutare. Sogno nel cassetto di Franco Ricciardi 2025. Ma insomma, i bisogni sono milioni, i sogni che uno ha, però l'importante è che sia un sogno. Quindi Seguite il tour, seguite Franco sulle pagine ufficiali, biglietti su su Ticket Ticket One, One, su Ticket One. sì. Allora vi salutiamo, un abbraccio a tutti gli amici di Prima Antenna con Ciao. Rumes Appuntamento fatto e mai mancato.